Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre. Il giornalista Umberto Chiariello, parlando a CRC, radio partner dell'SSC Napoli, ha espresso la sua opinione. E se il Napoli si fermasse così, con 6 acquisti, e aspettasse la fine del mercato per fare la mossa finale, decisiva, sareste subito pronti a criticare? Inventereste una discussione enorme tra Conte e De Laurentiis? Perché non si fa altro che inventare. Ci sono alcuni pseudo-colleghi che stanno inventando. Litigi al Napoli. Niente di reale. Vanno d'accordo, sono a Ischia con le loro famiglie, il presidente e l'allenatore. Stanno progettando il futuro. I 6 acquisti sono stati fatti. Il Napoli ha ingaggiato uno dei portieri più performanti delle ultime 2 stagioni. Milinković-Savić è un portiere importante. Potrebbe piacermi, potrebbe non piacermi, a nessuno importa, nemmeno a me. Mi annoio anche solo a parlare di cose del genere. Anch'io. Abbiamo ingaggiato un portiere importante. Ne avevamo uno importante. Abbiamo sicuramente una difesa notevole. Avevamo bisogno di un difensore di primo ordine e l'abbiamo ingaggiato. Il migliore delle ultime 2 stagioni di Serie A, insieme a Motta e Italiano. Viene da scuole dove ha lavorato sodo e imparato molto. Sta cercando un posto in nazionale. Ma ricordiamoci che l'Olanda ha una mostruosa ricchezza di difensori. Non hanno un centravanti di primo ordine, molti buoni giocatori, ma hanno difensori eccellenti, 2,51. E poi abbiamo il migliore di tutti, Van Dijk, del Liverpool. E poi abbiamo ingaggiato uno dei migliori giovani difensori italiani, che ha fatto una grande esperienza l'anno scorso. Ha mostrato personalità, un rigore decisivo contro la Juve, buoni piedi e un fisico possente. Marianucci non è un sostituto. Non è come Rafa Marin, un po' perso. Totalmente diverso. È un tipo tosto. Quindi abbiamo ingaggiato il campione dei campioni, Kevin De Bruyne. Tanto di cappello. Punto. E poi abbiamo ingaggiato un'ala che ha segnato 14 gol in tutte le competizioni l'anno scorso. Ha vinto il campionato ed era in gran forma in Champions League. Piaceva a tutti. Dribbling, corsa, gol, assist. Noah Lang. Ha anche 26 anni, è al culmine della sua forma. E poi abbiamo ingaggiato il centravanti. L'anno scorso ha segnato 14 gol per l'Udinese. Un impatto fisico enorme. L'alter ego di Lukaku. Abbiamo mantenuto l'intera formazione titolare, inclusi Raspadori, Juan Jesus, Gilmour e Spinazzola. Tutti hanno dato un grande contributo. 15 titolari più 6 nuovi arrivi fanno 21. Aggiungeteci il terzo portiere, 22. Ci sono anche alcuni giovani interessanti, come Asa e Vergara. Forse resteranno in prima squadra per fare esperienza, almeno fino a dicembre. Vedremo. Teniamo Zanoli? Ingaggiamo Sanchez? Decideremo. Decideranno Manna e Conte, con l'approvazione di De Laurentiis. Uno arriva, siamo contenti. L'altro resta, non siamo delusi. Ma non è una scelta cruciale. Il sesto centrocampista? Per me è importante capire cosa farà Raspadori. Perdere Raspadori è un errore madornale. Dobbiamo convincerlo che sarà una parte importante del progetto. E sarebbe un acquisto importante per il Napoli, proprio come Anguissa. Forse non arriverà un altro centrocampista, ma chi se ne frega. Anguissa andrà in Coppa d'Africa? Perché ci siamo dimenticati di averlo sostituito con Gilmour? Gilmour non dovrebbe mai giocare. È un grande giocatore. E poi c'è Lobotka, e abbiamo questi ragazzi che sono bravi. Questo è tutto, l'attaccante. Abbiamo perso Ndoye. E allora? Un ottimo giocatore. Per me era perfetto. Per Conte era perfetto per il tipo di ruolo che un'ala sinistra deve ricoprire. È bravo in entrambe le fasi, ha buone capacità nell'1 contro 1, velocità, corse, assist, qualche gol, ma non molti. Ma valeva più di 50 milioni di euro? E chi dirà a Scott McTominay che sta arrivando uno che ha giocato per 3 squadre in carriera, la più importante delle quali è il Bologna, dove si è affermato un po' di più? È un giocatore che mi piace molto, e lo ripeto.
Questo ragazzo arriva e guadagna 5 milioni di euro in più di Politano, di MC Tominay, di Anguissa, di Lobotka. Il giorno dopo c'è la fila fuori dall'ufficio di De Laurentiis. Ndoye per 3 milioni di euro ha senso, non dà fastidio a nessuno, si integra con la squadra e gioca molto bene. Ndoye per 5 milioni di euro è devastante. Anche se il Napoli volesse darglielo, non dovrebbe, perché non capisce qualcosa. Parli di calcio come se stessi parlando di collezionismo di figurine. Ci sono delle regole che devi imparare se vuoi parlare di calcio. Massimo 4 giocatori delle giovanili, 4 del vivaio italiano, 17 giocatori in più chiunque in meno. Se capisci com'è strutturata la squadra, possiamo parlare quanto vuoi. Non c'è spazio per Billing, non c'è spazio per Mazzocchi, non c'è spazio per Simeone. Perché vale la pena considerare Zanoli? Perché è uno dei 4 giocatori del settore giovanile, dove è disponibile solo Contini. E quindi non sarà incluso nella rosa dei 17, che è già fissata con Raspadori. C'è un solo posto, alla sinistra. C'è qualcosa che devi imparare. Il valore aggiunto di una squadra è lo spogliatoio, e sconvolgere gli equilibri di quello spogliatoio è devastante. È meglio avere un giocatore più debole che uno forte che sconvolge gli equilibri dello spogliatoio. A meno che non sia fortissimo. Il Napoli ha fatto bene. Ma perché 3 mesi? Perché abbiamo cercato di costruire per 3 mesi, e poi arriva il Nottingham Forest e rimescola le carte. Il Napoli si ferma e non partecipa alle aste. Ce ne sono troppe. Siamo delusi. Personalmente, sono molto deluso perché credevo davvero che potesse essere un giocatore utile per il Napoli. Credo che anche Conte sia rimasto deluso, ma Conte è un uomo di mondo e capisce queste cose. Guardiamo al futuro. Ora, ci sono 2 opzioni. Un top player in declino, in esubero rispetto ai requisiti della Premier League. Dovremo aspettare le dimissioni di Conte. Un talento individuato dagli osservatori che piace a Conte? Dovremo intervenire immediatamente. Non c'è una terza opzione. Il Napoli vuole lasciare il segno in questa sessione di mercato e sta già preparando un'offerta astronomica da 70 milioni di euro per ingaggiare Marc Cucurella, attualmente un giocatore chiave del Chelsea. Il club londinese, recentemente vincitore della Coppa del Mondo per club, è su una traiettoria promettente, ma la minaccia di uno dei suoi titolari indiscussi potrebbe mandare all'aria i piani di Enzo Maresca. Cucurella è stato determinante la scorsa stagione, giocando 48 partite e collezionando 7 gol e 3 assist, affermandosi come uno dei volti del nuovo Chelsea e della nazionale spagnola. La sua costanza e la sua abilità offensiva sulla fascia lo hanno reso un asset ambito sul mercato. Sebbene i Blues abbiano fatto progressi con la partenza di Joao Felix, che alleggerirà parte delle spese salariali e garantirà loro un margine di manovra finanziario, perdere un giocatore come Cucurella rappresenterebbe un duro colpo per il loro sistema. Per ora, la decisione spetta al Chelsea, che dovrà valutare se dare priorità alle entrate finanziarie o alla stabilità sportiva in un anno in cui si prevede che la squadra compirà un salto di qualità in Premier League e in Europa. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lo accetteresti al Napoli? O no? Lascia un commento sul video e iscriviti a canale.